Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, una puntata che arriva dopo una settimana veramente incandescente, possiamo dire così, sia sul fronte internazionale per quanto riguarda la questione migranti, il confronto poi con la Francia, ma poi anche importante per il nostro territorio. Buonasera al nostro editore Manno Casen. Buonasera. Buonasera Manno. Tullio, Allora, parliamo soprattutto di migrazione e di questo indipendentismo del Veneto, che è il momento importante dove un governo, ovviamente con partecipazione della Lega, potrebbe aiutare a fare un passo avanti verso un'idea nuova di come aggregare il Veneto all'Italia. E questo è oggetto del discorso. Più avanti poi parleremo invece di questo governo di giovani che mi sembra, a parte le grandi polemiche che ho visto nelle altre emittenti nazionali, mi sembra invece che siano molto attivi, molto anche preparati, che affrontino i problemi. Adesso naturalmente i problemi non si risolvono da soli, bisogna che ci sia anche l'altra parte, abbiamo visto con la Francia, anche l'altra parte che sia disponibile a entrare in sintonia e quindi arrivare a una risoluzione, a una soluzione di quelli che sono problemi ormai ventennali che l'Italia ha, che si trascina dietro, che devono essere risolti. I problemi sono tantissimi, perché abbiamo accumulato negli ultimi 70 anni una tale quantità di problematiche e poi diciamo che questi sono giovani populisti. Ma chi erano quelli che non erano populisti, che hanno portato l'Italia allo sfascio? Allora io vorrei sentire qualcuno che mi raccontasse perché siamo in questa situazione, no? Perché solo di pensione baby noi ogni anno lo Stato tira fuori 8 miliardi di euro. Vuol dire che ci sono persone che da 40 anni sono in pensione stabile, con pensioni che vanno dai 1.000 ai 2.000 euro. E non è poca cosa. Importante. Naturalmente queste cose cadono sugli ultimi governi, qualunque questi siano, perché hanno ereditato una gestione, una mala gestione della politica italiana. A questo si aggiunge poi la prossima imminente fuoriuscita di Draghi dalla BCE e quindi qui si pone un'altra incognita, ed è un'incognita veramente molto importante. Ma questa sera abbiamo un po' di novità, certo. Abbiamo cambiato lo studio, abbiamo rinnovato lo studio, abbiamo naturalmente cambiato la sigla, abbiamo un contributo ulteriore che è il Memento, che è una rubrica all'interno della trasmissione, e quindi chiediamo ai nostri telespettatori di avere pazienza, di seguirci passo passo, e diamo la parola. Adesso andiamo in break, facciamo un break pubblicitario, ma appena rientriamo poi abbiamo l'appuntamento anche con la storia, come sempre. Un attimo di pubblicità e ritorniamo subito.